Ci sono 2 nuovi contagi, una a Palma e una ad Aragona, entrambi lavorano all'ospedale di Agrigento. 390 sindaci siciliani a confronto su riapertura emergenza socio-economica. Arriva la nave per la quarantena dei migranti a Porto Empedocle, polemiche sul costo. Nene Mangiacavallo è il nuovo presidente dell'Università di Agrigento, suo vice Giovanni Di Maida. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Sale a quota 127 il numero complessivo dei casi di coronavirus registrati in provincia di Agrigento dall'inizio della pandemia. Secondo i dati dell'ASP, nel weekend si sono registrati 2 contagi, entrambi lavorano all'ospedale di Agrigento San Giovanni di Dio, sono di Aragona e Palma di Montechiaro. Il servizio di apertura è del nostro direttore Arturo Cantella. Dopo una sosta di qualche giorno ricominciano i contagi Covid-19 nella nostra provincia, 2 nuovi casi rilevati, uno ad Aragona e l'altro a Palma di Montechiaro. A Palma di Montechiaro i casi salgono a 10, è una donna sulla quarantina che lavora nel settore sanitario, i tamponi sono stati estesi ovviamente a tutto il nucleo familiare. Mentre ad Aragona siamo al secondo contagio, quello di Aragona è relativo a una dipendente dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Nessun nuovo tampone è stato eseguito nel fine settimana, 6 sono i soggetti ricoverati in ospedale nelle varie strutture siciliane come Caltanissetta, Partinico e Palermo. Quelli dismessi in strutture sanitarie sono 2. 19 quelli posti in quarantena, mentre i guariti salgono a 87 unità, i decessi fermi a 13. Regionalmente i casi positivi diminuiscono e l'ultimo sondaggio fatto su 855 tamponi, i positivi sono stati 14, mentre quelli contagiati sono diminuiti di 11 unità. I ricoverati sono scesi a quota 289, meno 5. Quelli in terapia intensiva sono solo 16, diminuiti nel fine settimana di 3 unità. In isolamento domiciliare scendono a 1780 casi, meno 6. I guariti salgono a 1200. In aumento di 25 persone. I decessi fermi a 256. Nelle province i dati diffusi dall'assessorato alla sanità danno Agrigento e provincia 71 casi, aumentati secondo quelli che già abbiamo sopra descritto, Aragona e Palma. Un nuovo caso è sempre a Catania, salgono così a 694. Catania infatti risulta essere sempre la provincia con maggiore contagi. Stabile Enna con 247, Palermo scende a 383, meno 15 unità, stabile 98 Trapani, 69 Messina, in aumento di 3 unità e va a 361, Siracusa stabile a 109, Ragusa si ferma a 37. Intanto sentiamo il sindaco di Aragona che raccomanda ancora lo stato di massima allerta sulla pandemia in corso. Stasera abbiamo avuto una bruttissima notizia. Ad Aragona abbiamo un altro caso di coronavirus. Si tratta di un'impiegata dell'ospedale di Agrigento che hanno effettuato i tamponi a tutti i dipendenti dell'ospedale di Agrigento e purtroppo è risultata positivo. La signora è già in isolamento, sono in isolamento anche i familiari, hanno effettuato i tamponi sui familiari e si aspettano gli esiti. Vedete perché stamattina ero arrabbiato? Ero arrabbiato proprio per questo, perché la pandemia non è finita. La pandemia ancora è in pieno regime. Si è dato la possibilità di andare a lavorare, di farsi qualche passeggiata, ma non si possono creare assembramenti, non ci possiamo vedere, non ci possiamo stare con i fidanzati, non possiamo andare a trovare gli amici, non possiamo organizzare le mangiate a casa di un amico o a casa di un altro. Si deve stare ognuno a casa propria, distinti e distanti, perché altrimenti in una situazione del genere come si fa a isolare il virus, come si fa a mappare il virus? È inutile che io tenga i giri urbani, che predico sempre di stare in allerta, che i carabinieri girano dalla mattina alla sera con orari disumani. Ma che cosa serve se poi voi non mi aiutate e non vi aiutate? Per favore, dovete stare a casa, uscire solo ed esclusivamente per estrema necessità.
Dopodiché dovete stare a casa perché altrimenti è la rovina. Quindi vi prego di rimanere a casa e di uscire solo per necessità, altrimenti vedete che passeremo un'estate bruttissima, ci saranno di nuovo le restrizioni e questa volta sarà la fine per tutti, perché non solo ci sarà la fine della pandemia, ma ci sarà anche la fine economica. Quindi dobbiamo essere bravi, come ho detto l'altro giorno, perché fino adesso siamo stati fortunati perché siamo stati bravi, e se riusciamo a fare bravi riusciamo a essere fortunati, altrimenti saremo proprio rovinati. Quindi vi prego di aiutarmi e di aiutarvi. Riaperture ed emergenza socio-economica. I 139 sindaci siciliani a confronto. L'assemblea dell'ANCI punta a definire le proposte di sistema delle autonomie locali da sottoporre alle istituzioni regionali, nazionali ed europee. Lello Casesa. I 390 sindaci siciliani si incontreranno oggi alle 15 per la prima volta in videoconferenza per discutere sulla emergenza sanitaria ed affrontare insieme le criticità legate alle singole amministrazioni comunali, prima fra tutte le spese finanziarie. Una iniziativa voluta ed organizzata dall'ANCI, Associazione Nazionale Comuni Italiani, di cui Leoluca Orlando è il presidente. L'incontro, con in testa Lillo Firetto e insieme ai colleghi della provincia, ha lo scopo di elaborare una proposta unitaria da sottoporre alle istituzioni regionali e nazionali. Sarà un'occasione, ha dichiarato il sindaco di Palermo, per ribadire le nostre proposte alle istituzioni e programmare la fase 2 attraverso una lenta e graduale ripresa delle attività produttive, dal turismo allo sport, dalle attività artistiche e culturali alle attività commerciali e della ristorazione, chiedendo con la massima urgenza corrispondenti risorse finanziarie per imprese e famiglie. Orlando chiederà a gran voce a nome dei sindaci maggiori risorse al governo centrale. È necessario rifinanziare l'ordinanza di protezione civile nazionale che ha consentito concretamente di soddisfare l'esigenza alimentare e di prima necessità di decine e decine di famiglie e persone deboli e di nuovi poveri in Sicilia come in tutta Italia. Il fatto di aver sospeso i tributi, le strisce blu, l'assenza di turisti ed il mancato afflusso di sanzioni per violazioni del codice della strada ha fatto precipitare gli incassi dei comuni. Diventa necessaria adesso una erogazione straordinaria per compensare le perdite di esercizio e di tariffe, tasse e fiscalità locali dipendenti da una condizione sanitaria ed economica di emergenza. Occorre liberare risorse disponibili ed ancora bloccate dal precedente patto di stabilità, con normative nazionali più snelle e veloci per superare tempi lunghi ed utilizzare parte dei fondi europei destinati all'isola, ha concluso il sindaco di Palermo Leoluca Orlando. Una nave extra lusso per i migranti a Porto Empedocle, mentre gli italiani fanno la fame. Vediamo. La Moby Zazza si trova nel porto di Porto Empedocle, è la seconda nave individuata in Sicilia per consentire la quarantena dei migranti, dopo la nave traghetto Raffaele Rubattino della Tirrenia a Palermo. E questa notte è arrivata la nave quarantena. E la Moby Zazza della società Moby di Onorato è una nave piuttosto grande che conterrà circa 300 migranti, in modo che essi scontino la quarantena prima di scendere a terra. È prevista anche la possibilità di isolare quei casi che dovessero dare positività, ed è una grande conquista che abbiamo ottenuto. La richiesta è partita dal sindaco di Lampedusa, da me, dal sindaco di Pozzallo, si sono associati tutti i sindaci agrigentini, l'ANCI, il presidente della regione, tutta la deputazione del Movimento 5 Stelle e soprattutto i deputati Perconti, Filippo Perconti, Rosalba Cimino, Michele Sodano si sono dati un grande affare, e il sottosegretario Sibilia, che ringrazio, come ringrazio il ministro degli interni e il prefetto di Bari, capo del Dipartimento delle Immigrazioni, che hanno veramente deciso di concedere questa nave di quarantena a Porto Empedocle, che farà la spola nel mare fra Lampedusa, Porto Empedocle e Pozzallo. Perché è sorta questa esigenza? Proprio per evitare che
persone che vengano direttamente dalle coste africane possano sbarcare essendoci il rischio di essere portatori di virus, visto che l'Organizzazione Mondiale della Sanità, non Ida Carmina, non una persona qualsiasi, ha lanciato l'allarme poiché in Africa non sono molti i controlli, ci può essere quindi un'espansione incontrollata dell'epidemia che facilmente arriverebbe in Europa. Anzi, sostengono gli esperti che l'epidemia di ritorno potrebbe proprio partire dalle coste africane. Per questo abbiamo pressato moltissimo a che si addivenisse a questa soluzione e devo dire finalmente lo Stato ha risposto al nostro appello. Si tratta di una nave traghetto passeggeri dotata di tutti i comfort, cabine doppie o quadruple con servizi, oltre alle suite lusso. Una bella nave che ha anche un bel costo. La compagnia per il periodo di fermo di 30 giorni riceverà per il nolo tra i 900.000 e 1.200.000 euro, a seconda del numero di ospiti. L'europarlamentare della Lega, Francesca Donato, afferma, a seconda del numero di ospiti, riceverà 4.210 euro al mese per ogni clandestino imbarcato. Da quale fondo il governo attingerà questi soldi, si chiede? In un periodo in cui l'Italia si trova a mendicare in Europa denaro per mascherine e ventilatori, è inaccettabile, conclude, che l'esecutivo stanzi 4.210 euro al mese per i clandestini su navi di lusso. Uno schiaffo a tutti gli italiani in difficoltà. Come l'emergenza legata all'epidemia di coronavirus ha cambiato la nostra vita, un rapporto di Save the Children descrive l'impatto povertà materiale ed educativa. I dettagli nel servizio. CovidQ diventa una piattaforma web. L'applicazione, creata da un giovane siciliano esperto di informatica, diventa anche una piattaforma web per contrastare in maniera più efficace il coronavirus. Il dottor Domenico Giacomo Campanile, residente nel Messinese, non ferma la propria battaglia contro il Covid-19 e realizza un servizio che permetterà ai cittadini di frequentare luoghi pubblici in sicurezza con il dovuto distanziamento. La piattaforma web è stata implementata in linguaggio di programmazione React e messa a disposizione ai comuni per gestire sia i cittadini in quarantena, ma anche l'ingresso in sicurezza nelle spiagge, parchi e altri comuni. Ad oggi è in fase di ultimazione la gestione delle spiagge, progetto intrapreso insieme all'assistente tecnico di laboratorio chimico presso il liceo scientifico Lucio Piccolo di Capo d'Orlando, Paolo Salanitro, e Salvatore Di Pane, in prima linea per aiutare i propri concittadini. Entrambi membri dell'Associazione di Volontariato Rangers International, di cui Paolo Salanitro ricopre la carica di capo servizio immagine e propaganda a livello regionale. La piattaforma permetterà ai comuni di inserire una spiaggia, la sua superficie, i posti disponibili e la distanza tra le postazioni. Ad ogni spiaggia è possibile associare degli utenti con il ruolo di gestore, i quali potranno posizionare sulla mappa le posizioni dei bagnanti sulla spiaggia. Il posizionamento avviene di presenza. Il gestore si posiziona personalmente nel punto dove il bagnante può sostare e attraverso il proprio smartphone segnala la sua posizione GPS, creando la postazione sulla mappa. Il cittadino potrà richiedere un ticket gratuito d'ingresso alla spiaggia. Il ticket consiste in un QR code controllabile dai gestori presenti in spiaggia. Stesso concetto si applica ai parchi e luoghi comuni, eliminando le postazioni fisse ma limitando gli ingressi. È possibile visualizzare e seguire gli sviluppi dell'applicativo web tramite il link covidq.web.app. Per informazioni e richieste di utilizzo è possibile contattare il dottor Domenico Giacomo Campanile tramite email informatica.campanile@gmail.com o dal proprio sito web icampanile.com. Un giovane siciliano crea una piattaforma web per frequentare luoghi pubblici in questo periodo di fase 2. Vediamo. Quasi un genitore su 7 tra quelli in condizioni socio-economiche più fragili, pari al 14%, ha perso il lavoro per via dell'emergenza Covid-19. Oltre la metà lo ha perso temporaneamente. Più di 6 genitori su 10 fanno i conti con una riduzione temporanea dello stipendio, compresi quanti sono in cassa integrazione o congedo parentale, tanto che rispetto a prima del lockdown la percentuale di nuclei familiari in condizione di vulnerabilità socio-economica che benefica di aiuti statali è quasi raddoppiata, passando dal 18%
21% al 32%. Si tratta di genitori che nel 44% dei casi sono preoccupati di non poter tornare al lavoro o cercarne uno perché i figli non vanno a scuola e non saprebbero a chi lasciarli. Circa un minore su 5 ha più difficoltà a fare i compiti rispetto al passato e tra i bambini tra gli 8 e gli 11 anni quasi 1 su 10 non segue mai le lezioni a distanza o lo fa meno di una volta a settimana. Sempre dalla ricerca risulta che circa un genitore su 20 ha paura che i figli debbano ripetere l'anno, nonostante le disposizioni ministeriali lo vietino, e che possono lasciare la scuola, dati che tra le famiglie in maggior difficoltà economica passano rispettivamente a quasi 1 su 10 e 1 su 12. Quasi la metà delle famiglie con maggiore fragilità, il 45%, vorrebbe le scuole aperte tutto il giorno con attività extrascolastiche e supporto alle famiglie in difficoltà, opzione che comunque è gradita dal 39% dei genitori intervistati, mentre 6 genitori su 10, il 60%, ritengono che i propri figli avrebbero bisogno di supporto quando torneranno a scuola, vista la perdita di apprendimento degli ultimi mesi. L'indagine condotta da Save the Children mostra come molto concrete siano state le conseguenze economiche del Covid-19 sulla vita delle famiglie. Quasi metà di tutte le famiglie con bambini tra gli 8 e i 17 anni intervistate ha dovuto ridurre le spese alimentari e il consumo di carne e pesce. Un dato ancor più allarmante, sottolinea sempre Save the Children, se si considera che prima del lockdown il 41% delle famiglie più fragili beneficiava del servizio di mensa scolastica per i propri figli e per quasi tutti loro questo servizio era esente o quasi da pagamenti. Una famiglia su 3 inoltre ha dovuto rimandare il pagamento delle bollette, una su 4 anche quello dell'affitto o del mutuo. Il 21% delle famiglie non ha potuto comprare i medicinali necessari o ha dovuto rinunciare alle cure mediche necessarie per mancanza di soldi. Una famiglia su 5 infine è dovuta ricorrere a prestiti economici da parte di familiari o amici. Il 15% ha dovuto fare conto su aiuti alimentari. I cattolici in politica chiedono di poter partecipare al rilancio della città di Agrigento. Capogruppo è Enzo Di Natali. Sentiamolo. Come rilanciare la città di Agrigento? È la domanda che come cattolici in politica noi ci proponiamo. Agrigento, piaccia o meno, da come si è costituita negli ultimi decenni, ha smarrito la sua identità, considerati numerosi quartieri satelliti che si sono trasformati in città, dentro la città, senza avere alcuna identità, tranne qualcuno come Villa Seta. Ma gli altri si presentano più come case sparse, condomini chiusi e all'interno di ogni condominio appartamenti chiusi. In questo complesso scenario, com'è possibile parlare di identità di una popolazione? La conseguenza è la depressione culturale che noi vediamo ed è sotto i nostri occhi. I cattolici in politica, forti della loro tradizione culturale, desiderano operare per dare un nuovo volto ad Agrigento, attraverso la elaborazione di un progetto città tale da poter cogliere le migliori opportunità che la città, grazie a Dio, possiede, al fine di costruire una città davvero a misura d'uomo, partendo dalle periferie. Non è possibile parlare di una città che guarda al futuro senza valorizzare le periferie, che sono purtroppo quelle più dimenticate. Un altro virus fa il salto di specie. A Hong Kong l'epatite dei ratti colpisce l'uomo. La CNN parla di una forma di epatite tipica dei ratti che dopo un paziente zero nel 2018 avrebbe infettato altre 10 persone a Hong Kong, l'ultimo caso una settimana fa. I dettagli nel servizio. I ratti stanno infettando l'uomo con l'epatite e nessuno conosce come. Così titola un articolo della CNN in cui si parla di una particolare forma di epatite E che si pensava infettasse soltanto i topi, ma che dopo un primo caso registrato nel 2018, un 56enne di Hong Kong, risulterebbe in grado di colpire anche l'uomo. Dopo il paziente zero, altri 10 cittadini sarebbero risultati positivi. Il caso più recente risale a una settimana fa e riguarda un 61enne. L'epatite causa febbre, ingrossamento del fegato, ittero. All'improvviso ci siamo trovati di fronte a un virus che passa dai topi all'uomo, ha dichiarato alla CNN Siddharth Sidar,
microbiologo della Hong Kong University che fa parte del team autore della scoperta. La testata americana sottolinea come all'inizio gli scienziati fossero convinti che quello del 56enne rappresentasse un caso isolato, ma ora, ai 10 diagnosticati, sottolinea Sidar, ci potrebbero essere centinaia di persone non diagnosticate infette là fuori. Gli scienziati faticano ancora a stabilire quali siano le modalità di contagio. Secondo l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'acquisto e il consumo di carne animale non c'entrerebbero, poiché la trasmissione dell'epatite avviene di solito tramite acqua o oggetti contaminati. L'ultimo soggetto infettato rappresenterebbe un vero giallo, non avrebbe fatto alcun viaggio recente, non sarebbe entrato in contatto con topi o fonti idriche contaminate e nessuno dei suoi familiari avrebbe manifestato sintomi sospetti. Non si conoscono inoltre i tempi di incubazione del virus. Quello che sappiamo è che i topi di Hong Kong sono portatori del virus e che lo stesso germe patogeno passa all'uomo, ma il modo in cui arrivi a infettarlo non lo sappiamo. Adesso c'è la pubblicità, tra poco vi aspetto. Nenè Mangiacavallo, nuovo presidente del Consorzio Universitario di Agrigento. La nomina è stata decisa dalla Giunta regionale. Mangiacavallo è stato sottosegretario di Stato alla Salute, dovrebbe insediarsi nelle prossime settimane. Alla vicepresidenza dovrebbe invece rimanere Giovanni Di Maida, fino ad oggi reggente facente funzioni dell'Equa. Il nostro direttore Arturo Cantella. Tra le nomine fatte ieri dal presidente della regione siciliana Nello Musumeci e dalla sua giunta regionale c'è quella del dottor Nenè Mangiacavallo, originario di Ribera, e relativa alla presidenza del Consorzio Universitario di Agrigento, avvenuta su proposta dell'assessore regionale Roberto Lagalla. Il dottor Mangiacavallo nel passato ha avuto anche esperienza al Parlamento nazionale e perfino ha ricoperto l'incarico di sottosegretario alla sanità nel governo Dini. Devo dire che è motivo di grande orgoglio e di soddisfazione aver ricevuto questa nomina a Presidente del Consiglio di amministrazione del Consorzio Universitario di Agrigento, ma nel contempo mi carica di responsabilità e di impegno, perché prima di ogni cosa bisogna onorare la storia millenaria di una città come Agrigento e bisogna ritornare ai vecchi fasti, tenendo conto delle esigenze di un vasto territorio che non può confinarsi evidentemente all'interno della provincia di Agrigento, che dovrà tenere conto di questa grande opportunità di crescita e di sviluppo non solo sul fronte della formazione ma anche sul piano economico e sociale della nostra provincia, e bisogna raccogliere tutti quegli aspetti di innovazione e di rilancio che anche questa emergenza ci offre. Ancora è troppo presto per elaborare programmi e per stilare progetti. C'è sicuramente un mio grande impegno, una grande disponibilità. Dovrò convocare al più presto il Consiglio di amministrazione, raccordarmi con la componente accademica e con il rettore dell'Università di Palermo per elaborare insieme un progetto di sviluppo che tenga conto delle reali esigenze del territorio e che possa coinvolgere con un'azione sinergica tutti coloro i quali possono avere un ruolo nel rilancio di questo ente, ma principalmente per un nuovo corso della formazione. Quando mi riferisco a coloro i quali possono avere un ruolo, non mi riferisco soltanto ai sindaci e ai comuni che già in passato sono stati soci del consorzio universitario, ma mi riferisco alle realtà imprenditoriali. Mi riferisco al mondo dell'economia e della finanza, in maniera particolare agli istituti bancari, mi riferisco alle forze sociali, a tutti coloro i quali hanno qualche cosa da dire, da proporre e principalmente da fare per determinare il nuovo corso della formazione in provincia di Agrigento, che ripeto dovrà, oltre che potrà, travalicare i confini della provincia. Dobbiamo passare da una formazione di primo livello anche e principalmente ad una formazione di secondo livello universitario, quindi corsi di specializzazione, dei master, dei processi di qualificazione con un obiettivo: offrire una nuova occasione di sviluppo e di crescita, ma anche evitare, e speriamo di poterci riuscire, che i giovani della nostra provincia siano costretti ad emigrare. Certo, si tratta di un progetto ambizioso che dovremmo elaborare in collaborazione con gli altri componenti del Consiglio di amministrazione, ma i buoni propositi molto spesso rappresentano una base per edificare
e questi sicuramente non mancano. Il consigliere comunale di maggioranza di Sant'Agata Militello, Domenico Barbuzzo, è il nuovo presidente del Parco dei Nebrodi. A formalizzare la nomina del commercialista sant'angese il governo regionale in una nota firmata dal presidente della regione, Nello Musumeci. Vediamo. Novità per il Parco dei Nebrodi. Dopo una lunga attesa è arrivata la nomina del nuovo presidente dell'ente. Si tratta di un giovane professionista e politico sant'agatese, Domenico Barbuzza. A lui è stato affidato il compito di guidare il Parco dei Nebrodi. A darne notizia è il sindaco di Sant'Agata Militello Bruno Mancuso. Salutiamo con grande gioia, scrive il primo cittadino, la nomina di Domenico Barbuzza presidente del Parco dei Nebrodi. La scelta del governo regionale premia la passione politica e le capacità professionali che egli ha saputo esprimere nel suo impegno per Sant'Agata ed il territorio dei Nebrodi. È anche il premio per una squadra, di cui mi onoro di far parte, che dimostra affiatamento e coesione. Sono certo che il presidente Barbuzza sarà all'altezza dell'impegnativo ruolo che è chiamato a ricoprire e insieme ai sindaci dei Nebrodi saprà creare le condizioni per un rilancio del parco quale opportunità di crescita del territorio. Un sentito grazie, conclude Mancuso, al commissario Luca Ferlito per il lavoro svolto con impegno e dedizione alla guida del parco. Alberto Firenze rimane commissario ad acta per l'emergenza Covid negli ospedali riuniti di Sciacca e Ribera. Il ricorso presentato al TAR dal direttore sanitario dell'ospedale Giovanni Paolo II Gaetano Migliazzo è stato rigettato. La nomina del commissario ad acta, incarico a titolo gratuito, scadrà a fine luglio e sarà suscettibile di proroga. Firenze venne nominato dall'assessore regionale alla sanità Ruggero Razza. Migliazzo chiedeva l'annullamento del decreto previa sospensione dell'efficacia. In questi mesi il commissario Alberto Firenze si è occupato dell'organizzazione delle 2 strutture ospedaliere per l'emergenza coronavirus. Punto nascita chiuso, donna partorisce in auto durante la corsa in ospedale. C'è il servizio. Qualche giorno fa, lungo l'autostrada per Messina, l'automobile su cui viaggiava una donna, costretta a recarsi all'ospedale di Patti per dare alla luce il proprio figlio, è stata costretta a fermarsi e partorire nell'angusto abitacolo del mezzo senza alcuna assistenza medica e sanitaria e correndo gravi rischi non solo igienico-sanitari, ma anche per la sopravvivenza della mamma e del bambino. Lo scrivono in una nota stampa i vertici di Will FPL e Comitato No alla chiusura del punto nascite di Sant'Agata Militello. La Will FPL ed il Comitato da tempo rappresentano la necessità del mantenimento del punto nascita e nonostante la massiccia mobilitazione di cittadini, le istituzioni regionali e l'ASP di Messina hanno innalzato un muro che a nostro giudizio mortifica il diritto delle donne dei Nebrodi a partorire nel proprio ospedale di riferimento. Per fortuna tutto è andato bene, ma se la vicenda si fosse conclusa in tragedia, oggi cosa verrebbero a dirci? Ci auguriamo che l'episodio serva da insegnamento e che l'assessore regionale della salute e il direttore generale dell'ASP di Messina comincino a operare in controtendenza, abbandonando la politica dei tagli per il presidio ospedaliero di Sant'Agata Militello, garantendo il punto nascita e il potenziamento dei servizi ospedalieri a tutela della popolazione dei Nebrodi. Sulla vicenda intervengono anche i consiglieri comunali di Italia Viva di Sant'Agata Militello. La inaccettabile chiusura del punto nascita di Sant'Agata, sulla quale è piombato un disarmante silenzio, costringe purtroppo le partorienti a patire enormi disagi, financo a mettere alla luce il proprio bimbo in macchina, strada facendo, lungo il tragitto che avrebbe dovuto condurre al punto nascita più vicino. Un evento, per fortuna, conclusosi a lieto fine, ma anche assolutamente prevedibile, ragion per cui non possiamo esimerci dallo stigmatizzare, ancora una volta, la scelta inaccettabile di voler chiudere il punto nascita del nosocomio sant'agatese e indirizzare le partorienti verso punti nascita come quelli di Patti e Cefalù, che per quanto relativamente vicini, non potranno mai esserlo a sufficienza in caso di emergenza. Sì, perché spesso la vita non aspetta e anche un solo attimo potrebbe essere letale. Con questo spirito proseguiamo la nostra battaglia in difesa del punto nascite di Sant'Agata Militello. Per questo motivo, concludono i consiglieri di Italia Viva, abbiamo già provveduto a dare incarico ai nostri legali ed impugneremo, come consiglieri di minoranza, le delibere che hanno nel silenzio di tutti declassato il reparto di ginecologia da unità complessa a unità semplice, continuando a fare falcidia del nostro nosocomio. Illecita gestione dei rifiuti, 2 aree sequestrate e una denuncia all'operazione e dei carabinieri. Arturo Cantella.
Nell'ambito dei servizi di controllo alle attività produttive, industriali e commerciali finalizzate alla verifica sui luoghi di lavoro delle misure di sicurezza imposte dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dello scorso 26 aprile, a Ravanusa i carabinieri del nucleo operativo ecologico di Palermo, coadiuvati dal personale della locale stazione carabinieri, hanno proceduto al sequestro preventivo di 2 aree esterne di una società esercente attività di messa a riserva e recupero di rifiuti non pericolosi. Le stesse, di cui una pari a metri quadrati 500 circa e l'altra pari a 1000 metri quadrati, venivano adibite a deposito incontrollato di rifiuti quali rottami ferrosi e non, plastica da trattare, plastiche imballate e vetro. Il legale rappresentante è stato deferito alla competente autorità giudiziaria per il reato di gestione illecita di rifiuti, nonché riscontrate difformità alle prescrizioni tecniche contenuti negli atti autorizzativi rilasciati dagli enti preposti regionali e provinciali. Il valore complessivo ammonta a circa 200.000 euro. A Porto Empedocle è spuntato il Mar Nero, non di nome ma di fatto, immagini realizzate da Maria Amico nella giornata di ieri che mostrano un colore putrido. A dare certezze saranno le analisi, ma basta aprire gli occhi per supporre che c'è una fognatura ostruita in via Lincoln e alzandosi il livello il tutto confluisce nelle acque bianche e dunque in mare. Ci troviamo davanti l'ex area Montedison di Porto Empedocle. Con questo è tutto, non c'è altro, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. Prima della sigla c'è un video. A presto. Ricordi, sbocciavan le viole con le nostre parole, non ci lasceremo mai, mai, e poi mai. Vorrei dirti ora le stesse cose, ma come fan presto, amore, ad appassir le rose, così per noi. L'amore che strappa i capelli è perduto ormai, non resta che qualche svogliata carezza e un po' di tenerezza. E quando ti troverai in mano quei fiori appassiti al sole d'un aprile ormai lontano, li rimpiangerai, ma sarà la prima che incontri per strada che tu coprirai d'oro per un bacio mai dato, per un amore nuovo. Sarà la prima che incontri per strada che tu coprirai d'oro per un bacio mai dato, per un amore nuovo.